Lavoro, l'autunno caldo è iniziato a fine agosto. Le aziende venete non crescono né tantomeno perciò assumono. Legno, edilizia, metalmeccanica sono gli ammalati cronici tra i settori produttivi del Veneto. Dall'inizio dell'anno si sono aperte 934 crisi aziendali che hanno coinvolto più di 20.000 lavoratori. A giugno erano più di 23.000 i veneti in mobilità. Ora ci sono le nuove crisi. Dopo 6 anni, come dire, ci sono ancora aziende che per la prima volta fanno ricorso agli ammortizzatori, che fanno ricorso ai licenziamenti collettivi. Sono circa 400 in Veneto nella prima parte di quest'anno, nei primi 7 mesi. In provincia di Treviso è crisi occupazionale nella grande azienda, con intense emorragie di posti di lavoro. Il problema vero è che noi perdiamo complessivamente in provincia di Treviso 300 posti di lavoro dalle grandi aziende ogni mese. È un'emorragia continua che non ha nessun tipo di freno. È allarme dei sindacati per la cassa integrazione in deroga. Gli stanziamenti regionali sono in ritardo e sono cambiate le modalità di accesso a questo sostegno per chi resta provvisoriamente disoccupato. Da certezza la cassa in deroga è diventata una incognita. Ma sappiamo che sono state modificate pesantemente gli criteri per l'accesso, quindi le persone non potranno più accedere agli strumenti di ammortizzatori per far fronte alla crisi della propria azienda. Questo significherà licenziamento, significherà perdere il lavoro senza avere un sostegno, quindi nuova povertà. È ora di un piano generale, regionale per il lavoro, anche di quello che non c'è per i giovani, dice la Di Gregorio. La Giunta Veneta deve fare di più. E anche qui la Regione Veneto può e deve fare di più rispetto a quello che ha fatto fino adesso. Ci vuole un progetto per il Veneto, una strategia, bisogna individuare quali sono le priorità, non intervenire sempre a spot rispetto alle emergenze.